Voglio essere accompagnato fino alla morte, voglio essere sedato. Queste le ultime parole di Dino Bettamin. L'uomo malato di SLA è stato sottoposto a sedazione palliativa. Ai nostri microfoni il racconto commosso della moglie. Nuovo caso di meningite a Treviso. A un uomo di 48 anni è stato diagnosticato il ceppo da pneumococco. Si tratta del terzo episodio in pochi giorni e cresce la psicosi. Maxi furto da 600.000 euro in ospedale a Padova. I ladri approfittano della chiusura del fine settimana e rubano una trentina di macchinari per le endoscopie. Un raid su commissione. Impresario di pompe funebri di Mira bersagliato dai ladri, 3 colpi in poco tempo. Nell'ultimo caso il raid si trasforma in rapina con la figlia del titolare aggredita. L'uomo ora annuncia una taglia per catturare il responsabile, immortalato dalle telecamere di sorveglianza. Caccia agli extracomunitari, questo è l'oggetto di una mail di invito del comune di Cittadella a una conferenza stampa e scoppia la bufera sull'amministrazione comunale. Una folla commossa al Duomo di Castelfranco per l'ultimo saluto al grande compositore e musicista Giusto Pio, presenti anche Franco Battiato e Donatella Rettore. Oggi San Valentino è la festa degli innamorati. Nella Cappella degli Scrovegni di Padova il dipinto di Giotto che ritrae il bacio più antico della storia. Ben ritrovati con la nostra informazione regionale. Fra poco ci occuperemo del caso del malato di SLA di Montebelluna che ha chiesto di essere addormentato fino all'ultimo respiro. Intanto vi segnaliamo un altro caso di meningite in provincia di Treviso. Lo ha comunicato stamattina la direzione sanitaria dell'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. L'ultimo caso riguarda un 48enne affetto da meningite da pneumococco. Settimo caso di meningite nel Trevigiano, il terzo in 3 giorni. Si tratta di un'altra infezione da pneumococco che ha colpito un 48enne. Siamo nella media, comunicano dalla ULSS 2. Certo è particolare il fatto che i casi siano così ravvicinati. Il paziente che abbiamo ricoverato ieri è attualmente in rianimazione, le condizioni sono stabili, prognosi comunque sempre riservata, però cauto ottimismo. E invece il paziente che abbiamo ricoverato oggi è vigile, è ricoverato attualmente in malattie infettive con una forte cefalea, non ha sintomi meningei, quindi è stato diagnosticato in una fase molto precoce. Tra i trevigiani sale la preoccupazione per i molti casi che si stanno manifestando in provincia. La meningite è una cosa molto pericolosa. Speriamo che risolvino. Può succedere che mi capiti anche a me, come può succedere a tutti, insomma. Sta pensando a vaccinarsi? Sì, e che pensare a vaccinarmi. Cerco di non pensarci. Evitiamo di pensare, speriamo sempre che non capiti a noi. Tanta paura, sì, perché non si sa come reagire. Certo che spaventa. Sì, speriamo che sia un'influenza, qualcosa di non grave, però spaventa. È chiaro che preoccupa tutti, non solo chi ha bambini, ma anche i grandi ho visto adesso, recentemente. Sta pensando di vaccinarsi? Non lo so, mio marito fa il medico e quindi non so, deciderà lui. Cresce quindi la preoccupazione tra i cittadini. Alla ULSS in questo periodo è stato esteso l'orario delle vaccinazioni anche al sabato. Acquistate 9.000 dosi. I vaccini che noi abbiamo in dotazione sono per il meningococco ed è il vaccino quadrivalente ed è il vaccino che noi somministriamo a tutti i bimbi entro il primo anno di età, quindi i nostri bambini sono tutti vaccinati per quella tipologia di meningite. Abbiamo anche la vaccinazione per il vaccino da pneumococco e anche in questo caso i nostri bimbi lo sono. Abbiamo incrementato di molto, questo è un bene, e siamo sul valori del 25-30% in più di vaccinazioni. Furto da 600.000 euro in ospedale a Padova. I ladri approfittano della chiusura del fine settimana e rubano una trentina di endoscopi. Il direttore generale dice è un furto su commissione. Non può essere un furto occasionale, è un furto su commissione perché riguarda una marca specifica e questi apparecchi che vengono rubati sono collegati ad una parte fissa per cui
non possono essere utilizzati indistintamente in qualunque posto, in qualunque sede, con qualunque attrezzatura. Non ha dubbi il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor, parlando del colpo messo a segno lo scorso fine settimana ai danni dell'ospedale Giustinianeo. Spariti 32 endoscopi per un valore di 600.000 euro, coperti da assicurazione, forzate porte e sfondati armadietti che custodivano gli strumenti al secondo piano. Non è la prima volta che la struttura è presa di mira dai ladri. Lo scorso ottobre un altro colpo aveva fruttato ai malviventi un bottino di 300.000 euro. Mentre in questa occasione erano apparecchi tutti acquistati tra il 2008 e il 2011. Fin da allora avevamo messo in atto tutta una serie di accorgimenti. In questi giorni sono in corso i lavori di montaggio di un impianto d'allarme e nuove telecamere per la videosorveglianza della struttura, praticamente abbandonata nel weekend vista l'attività che si svolge all'interno, ambulatoriale e di day surgery. Il furto degli endoscopi ha portato forti disagi ai pazienti, una ventina di gastroscopie rimandate, e Flor non esclude alcuna pista. Sono sotto gli occhi di centinaia di persone tutti i giorni. Per cui un eventuale intruso che fa da malandrino potrebbe essere nei più disparati settori che noi possiamo immaginare. Al vaglio della mobile le indagini, senza dubbio la merce rubata, tra l'altro tutta numerata e siglata, è scelta con cura. Vigileremo molto sui prossimi acquisti perché possiamo acquistare attrezzature che siano rinvenibili in qualunque posto che vengano posizionate. Ci spostiamo ora a Venezia, in Consiglio regionale, dove l'Assemblea, il Parlamentino Veneto, ha deciso cosa fare sul referendum sulla separazione di Venezia da Mestre. Coi 34 voti a favore di Lega, Lista Zaia, 5 Stelle e Tosiani, i due contrari dei forzisti Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan, l'astensione di Massimiliano Barison di Forza Italia e il PD uscito dall'aula in segno di protesta, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato l'indizione del referendum sulla separazione del Comune di Venezia tra Laguna e Terraferma. Non entrerei neanche nel merito della specificità di Venezia come città unica al mondo, sulla diversità dei problemi e quindi delle soluzioni relative ai problemi stessi, ma semplicemente mi atterrei al primo scalino e direi i veneziani e i mestrini hanno il dovere e il diritto di esprimersi sull'argomento. Una decisione che ha diviso la maggioranza, con Forza Italia contraria al referendum insieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Primo perché è antistorico rispetto anche al contesto normativo oggi, cioè stiamo parlando di città metropolitana e durante un processo che non sarà facilissimo ci si infila dentro con un referendum. Dall'altra parte credo che sia doppiamente antistorico anche in termini economici più generali. Proprio a causa di queste divisioni interne alla maggioranza, sostiene Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, la discussione era stata per troppe volte rinviata e calendarizzata soltanto grazie al nostro intervento. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo importante risultato. Il Movimento 5 Stelle serve per dare la parola ai cittadini, è giunto il momento anche per loro di dire la propria su queste questioni che riguardano la propria vita, la vita della città, delle due città e del proprio futuro. Non siamo contro la democrazia, puntualizzano dal PD. Se non abbiamo partecipato al voto è perché un parere dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale ha stabilito l'illegittimità del referendum perché in conflitto con la legge del Rio. Abbiamo deciso di uscire dall'aula, logicamente argomentando la questione e specificando che secondo noi è illegittimo l'atto di per sé e quindi senza voler negare nessun atto di democrazia, anzi se ci sarà la possibilità di andare avanti con i referendum nessuno li vuole negare. Torniamo alla cronaca. I responsabili della brutale rapina ai danni di due anziani in casa a Zero Branco sarebbero stati ripresi dal sistema di videosorveglianza del comune. Il sindaco Feston è ottimista sulla cattura dei responsabili. Intanto stamane in municipio l'incontro con il primo cittadino di Quinto per fare il punto sulla sicurezza. Anziani picchiati e rapinati nella loro abitazione a Sant'Alberto di Zero Branco, si stringe il cerchio sugli autori della violenta rapina che sabato sera ha sconvolto la vita dei coniugi Graziella e Vito Favaro. Le immagini del sistema di videosorveglianza comunale avrebbero fornito agli inquirenti elementi importanti per l'identificazione degli autori. Sì, siamo ottimisti. Il sindaco Mirko Feston confida che i rapinatori vengano assicurati quanto prima alla giustizia, ma è poco ottimista sul corretto funzionamento del sistema giudiziario. Queste persone, una volta che viene identificate, processate, condannate, dopodiché mi domando, ma è possibile che mi a lavorare 12 ore al giorno a pagare le tasse per mantenerti in galera e pagare i danni che ti hai fatto ti? No.
adesso basta, adesso ti devi e condannare dopo un processo serio, giusto e trasparente, a condanna te scontati a casa tua con la tua polizia, non a spese nostre. Intanto stamani in municipio l'incontro con il sindaco del vicino comune di Quinto per valutare insieme quali azioni concrete contro la criminalità possano mettere in campo le due amministrazioni confinanti. La criminalità non conosce confini e penso che sicuramente le amministrazioni devono cercare di collaborare per capire, per cercare nelle loro possibilità di proteggere i nostri cittadini. Non è facile, però dobbiamo cercare di lavorare assieme. Anche il comune di Quinto ha messo a disposizione degli inquirenti le immagini delle telecamere poste sulla Noalese che potrebbero aver ripreso l'auto dei rapinatori in fuga. Noi abbiamo, come si sa, delle telecamere che controllano il traffico sulla Noalese e sono a disposizione se anche queste possono essere utili per dare una risposta e una giustizia a quello che è successo. Intanto i coniugi Favaro stanno cercando di tornare alla loro vita di prima, anche se forse le ferite dell'anima sono più difficili da guarire di quelle del corpo. Quelle all'esterno guariscono facilmente, quelle all'interno non so. E ora la vicenda di Dino Bettamin, il 70enne di Montebelluna malato di SLA, che ha chiesto di essere addormentato fino all'ultimo respiro. Una vicenda che riapre il dibattito sul fine vita, l'eutanasia e la morte assistita. Oggi la moglie e i figli hanno voluto raccontare tutta la vicenda perché non ci siano dubbi sulla scelta del loro caro. Voglio essere accompagnato fino alla morte, essere sedato. Questa è la volontà di Dino Bettamin, 70 anni, una vita di sorrisi e servizio dietro il banco della macelleria di Contea a Montebelluna. Fino a 5 anni fa, quando di venerdì santo gli hanno diagnosticato la SLA, una malattia senza speranza. Una sentenza che Dino aveva accettato così. E se questa malattia fosse nata a una mamma con bambini piccoli, non sarebbe stato peggio? Un calvario lungo, lento e inesorabile, fatto di disperazione e di speranza. Non ha fatto un giorno di letto, perché è sempre stato alzato in quella poltrona ogni mattina, andava fuori a fare la sua passeggiata. Una vicenda che ricorda quella di Paolo Ravasini, il malato di SLA che affidò al web le sue volontà, diverse ma per certi simili a quelle di Dino, quando a Natale le prime crisi di soffocamento l'hanno convinto a scegliere il sonno eterno. Abbiamo chiamato il medico del pronto soccorso e là hanno cominciato la sedazione. Lui mi ha detto: devo raggiungere la mia luce, lasciami andare. Comunque è stata una sua scelta. Prima rispettarla. Di fare le punture ha voluto il Don Antonio che le dassi l'estremunzione. Abbiamo fatto delle preghiere assieme, poi si è addormentato. Non eutanasia quindi, ma l'accompagnamento per una vita che si è spenta serenamente quando tutto si è compiuto. Lui mi aveva detto di fare delle cose a me private e non le volevo fare. Affinché non le ho fatte, che le ho fatte lunedì mattina, che sono venuta a casa ieri all'1:10 e gli ho detto: guarda che ho fatto tutto quello che mi hai chiesto. Beh, dopo 10 minuti le macchine hanno cominciato a suonare e lui piano piano se n'è andato. Alle 4:15 non c'era più. Una vicenda toccante, quella di Dino Bettamin, sotto il profilo umano ma anche etico, perché è bene sottolinearlo, non si tratta di morte indotta, non eutanasia, come spiega bene il direttore generale dell'ULSS di Marca, Francesco Benazzi. Assolutamente non è eutanasia, ma non è neanche accanimento terapeutico. Vuole cancellare ogni dubbio sulla vicenda di Dino Bettamin, il direttore generale dell'ULSS di Marca, in un tema delicatissimo come il fine vita. Nessuna procedura tesa a provocare anzitempo la morte, ma l'accompagnamento all'ultimo respiro, alleviando il più possibile il dolore. Qui non siamo assolutamente in presenza di eutanasia, ma è una sedazione profonda. È una scelta che fa il paziente per avere meno ansia, meno dolore e poter ovviamente arrivare alla fine della sua vita in modo più tranquillo. Questo non significa levare al paziente alimentazione, quindi le flebo che possono idratarlo, questo non significa levare l'ossigeno in quel caso il paziente ne avesse bisogno. È solo un modo per aiutare il paziente nel trapasso dalla vita alla morte.
Una scelta personale per un percorso stabilito nei minimi particolari e che per Betamin, ed è questa la novità, per la prima volta viene applicato ad un malato di SLA. Un protocollo invece comune per i malati oncologici terminali. È una forma accettata dalla deontologia medica. I nostri medici sanno che nel momento ci sia un ragionevole dubbio c'è il comitato etico e loro chiedono al comitato etico, che è composto da etici, da medici, da chiaramente avvocati, i quali diranno il loro parere. Un tema, il fine vita, delicatissimo, dove per prima la Chiesa già da tempo si è espressa, soprattutto in favore della qualità della morte. Io penso che tutti noi abbiamo il diritto di morire in pace, ma se una persona sa che la vita continua oltre la morte, che ci sarà un cielo nuovo e una terra nuova, non dobbiamo aver paura, ma dobbiamo aiutare attraverso il nostro amore a chi sta vivendo questa agonia a viverla in pace e in serenità. Chiudiamo questa pagina così particolare per tornare alla cronaca. Ci spostiamo in provincia di Venezia. 2 furti e una rapina in 8 giorni. Stanco e arrabbiato, un imprenditore di Mira mette una taglia sul bandito che ha preso di mira casa e azienda. Vediamo. In 8 giorni siamo stati visitati per ben 3 volte. Per questo l'imprenditore Paolo Lucarda, titolare delle omonime pompe funebri, stanco dei furti subiti a casa e nell'azienda di famiglia Oriago de Mira, ha deciso di mettere una taglia sul ladro, alto circa 1,80 m, con un'età tra i 35 e i 40 anni, che ripreso dalle telecamere e anche a volto scoperto non ha avuto alcuna remora, entrando più volte nelle sue proprietà. Con le telecamere l'abbiamo veramente inquadrato e si vede benissimo chi è. Io invito tutti quelli che lo conoscono di darmi un'informazione. Io vi garantisco che vi riconoscerò bene. Un appello ai cittadini dunque, che saranno ricompensati perché dopo 3 incursioni la rabbia è tanta. Fa rabbia che tu senti le persone che dicono se lo trovo di fronte lo uccido. L'istinto è quello che ti viene oggi come oggi. Ed è stato proprio l'istinto a far muovere la nipote 26enne dell'imprenditore che senza pensarci alla terza intrusione, sentendo l'allarme, è corsa incontro al malvivente pagando a sue spese. Ho sorpreso il ladro che usciva col registratore di cassa e il ladro appunto non si aspettava il mio arrivo, mi ha lanciato dietro il registratore di cassa che fortunatamente mi sono spostata, se no mi ha beccato le ginocchia dove adesso ho anche dei lividi, sono andata in pronto soccorso, però se non mi spostavo magari poteva beccarmi anche altre parti del corpo. Non ho pensato, ho provato solamente, avevo adrenalina, avevo rabbia e non ho proprio pensato a come poteva reagire il ladro nei miei confronti. Magari poteva essere armato, poteva anche non esserlo. Io sono partita disarmata, quindi proprio sprovvista di nulla, però mi sentivo di andare a fermarlo in qualche modo, visto che i carabinieri ritardavano nel loro arrivo e dovevo fare qualcosa per l'azienda, dovevo fare qualcosa per la casa, perché è la terza volta e siamo stanchi, siamo impauriti, ma la rabbia e l'adrenalina mi ha dato questa forza. Da giorni infatti la famiglia vive nella paura. Fino alle 3-4 di mattina io ero all'interno dell'ufficio a vigilare le telecamere e sono 8-10 giorni che noi viviamo un incubo, cioè tutta la famiglia non si può lavorare 12 ore e poi di notte fare la guardia, ok? Nonostante siamo attrezzati di videosorveglianza dappertutto, perché abbiamo 15 telecamere, non una, abbiamo allarmi dappertutto, nonostante questo purtroppo non basta. Ci spostiamo ora a Cittadella, nel Padovano, dove un comunicato del comune su una operazione di polizia locale scatena una polemica politica. Vediamo. Leggiamo. L'argomento che si andrà ad esporre è il seguente: caccia agli extracomunitari che bivaccano nel cittadellese. Quando una conferenza stampa fa notizie e scatena la polemica politica, prima ancora di essere fatta. Succede a Cittadella. Tutto nasce da questa mail inviata dall'ufficio relazioni con il pubblico per convocare un incontro per parlare dell'ultima operazione della polizia locale sul fronte del contrasto all'immigrazione clandestina. I termini usati, caccia agli extracomunitari, che ricordano tanto le parole dello sceriffo Gentilini, scatenano la reazione del Partito Democratico. È inqualificabile che un ente comunale utilizzi questi termini in un comunicato stampa. Qualifica la pochezza di chi l'ha scritto o di chi ha ordinato che venisse scritto con queste parole. Io mi auguro ci siano delle scuse, perché ci sono dei limiti di umanità, di decenza che non devono essere travalicati. Un'istigazione all'odio e un invito alla discriminazione.
e soprattutto un sindaco non solo dovrebbe evitare, ma dovrebbe usare terminologie diverse. È anche vero che la Lega vive di conflittualità sociale. Se non ci fosse la conflittualità sociale, se non ci fossero i immigrati, io non so come la Lega potrebbe prendere i voti. Il primo cittadino di Cittadella, Piero Bon, replica così e rilancia. Non è una questione di termini, è una questione di persone che vengono fermate nel territorio. Ieri, lunedì, giorno di mercato, 15 persone straniere fermate al mercato di Cittadella che bivaccavano, e questi erano zeppi pieni di precedenti penali, dallo spaccio di droga ai furti, a resistenza pubblica ufficiale e altro. E questi erano in compagnia di italiani, alcuni anche minorenni. Non si pente di aver usato quel termine, cazza? Il comunicato stampa non è stato scritto dal sottoscritto, ma il termine è molto chiaro. I delinquenti non li vogliamo. Poi il Partito Democratico, chi per esso vuole termini diversi, che imparino prima di tutto a non far entrare questa gente poco di buono. Questa è la posizione del sindaco di Cittadella, Piero Bon. È convinto che la caccia sia corretta, anzi rilancia, vorrebbe fare una caccia grossa, avvisando i parenti delle persone intercettate con gli extracomunitari. Le parole però sono pietre, macigni, e le istituzioni, quando le usano, dovrebbero fare molta più attenzione. Cambiamo argomento. Una folla commossa nel pomeriggio di oggi ha dato l'ultimo saluto a Giusto Pio, il grande musicista di Castelfranco, scomparso domenica all'età di 91 anni. Nel Duomo cittadino l'addio di tutta la città, uno dei suoi più illustri personaggi. Tra i presenti anche esponenti della canzone come Donatella Rettore e Franco Battiato, con il quale Giusto Pio aveva collaborato in album storici del cantautore siciliano. Grande la commozione dei presenti, durante l'omelia è stato ricordato l'attaccamento del maestro a Castelfranco, diventata grande anche grazie alla sua arte. Ora facciamo una brevissima pausa per la pubblicità, torneremo tra pochi minuti con altre notizie dal Veneto. A tra poco. Ben ritrovati con la nostra informazione dal Veneto. Ricorderete il caso dell'anziana ricoverata all'ospedale di Pieve di Sacco da oltre un anno in geriatria. Forse si avvicina a una soluzione. Il Comune spiega i prossimi passi. Potrebbe avere presto un lieto fine la storia di Natalina, l'85enne che da marzo del 2016 vive all'ospedale di Pieve di Sacco nel reparto di geriatria. Una storia di solitudine che avevamo sempre seguito e raccontato, sperando potesse arrivare presto ad una soluzione. La figlia dell'anziana, infatti, ha sempre sostenuto di non riuscire a tenere in casa sua madre. Ora, dopo quasi un anno di degenza forzata, presto potrebbe essere tutto risolto al meglio. Il comune di Pieve di Sacco però ha voluto specificare quanto è apparso sulla stampa locale. Andremo a concordare con l'amministratore di sostegno nominato tutte le misure necessarie per salvaguardare la signora e anche tenuto conto della sua età. Questo andremo a fare. Dopodiché che siano necessarie 2 signore, che sia necessario l'inserimento abitativo guidato, che sia necessarie altro tipo di misure, verranno valutate. La soluzione certo potrebbe arrivare a breve, ma non è ancora stata definita, ha detto il sindaco. Nei giorni scorsi in tribunale a Padova si è svolta un'udienza in cui è stato nominato un amministratore di sostegno. Ora cercheremo di trovare insieme una sistemazione dignitosa per Natalina, ci ha detto meglio Davide Gianella. Il comune e i servizi sociali potrebbero parzialmente contribuire ad un piccolo alloggio per l'anziana. Il comune non esclude che ci sia bisogno di un intervento a favore della signora anche di aiuto economico. Io spererei che si avvii verso un lieto fine. Vero è che però tutti questi incidenti di percorso rallentano e rendono difficile anche un dialogo costruttivo nell'interesse della signora. Ci auguriamo che questa vicenda finisca presto e bene per Natalina. Ha il diritto di vivere dignitosamente, non dimenticata in ospedale. Continueremo come sempre a seguire la sua vicenda che ci ha coinvolti ed emozionati. È il giorno di San Valentino e in questa ricorrenza vogliamo mostrarvi un capolavoro dell'arte italiana che si trova custodito nella nostra regione.
Un bacio lungo più di 7 secoli che porta la firma del maestro Giotto. Nella giornata in cui si celebra la festa degli innamorati vogliamo lasciare da parte tutte le sciocchezze legate al consumismo e concentrarci su questa icona dell'amore coniugale, che si esprime in tutta la sua dolcezza mostrando forza e solidità ad un sentimento puro e sommo. Si entra, come si entra in un sogno, nella cappella degli Scrovegni e alzando lo sguardo ecco il bacio più antico della storia dell'arte cristiana. Protagonisti Gioacchino ed Anna, appena raggiunti da un angelo messaggero, avrebbero messo al mondo una figlia di nome Maria. È un bacio pieno di una straordinaria tenerezza. Io vorrei che i nostri telespettatori potessero vedere le mani di Anna, come con la destra porti la nuca di Gioacchino verso di sé e come con l'altra mano lo accarezzi. È un gesto di una tenerezza formidabile e il realismo di Giotto fa sì che il bacio sia un bacio di quelli che oggi si chiamerebbe volgarmente bacio a stampo, cioè con le due labbra che si toccano. L'amore non ha tempo e l'arte lo conferma. Ah beh, non c'è dubbio che sia così, no? L'amore tra due persone dura, come diceva in questo caso il mio amico fraterno Plutarco, dura per tutta la vita e si alimenta delle rughe come se fossero nuove vie per trovare la meta da raggiungere. Scriveva Alda Merini, l'amore è arte e voi, i capolavori. Bene, buon San Valentino a tutti gli innamorati, è tutto per la nostra informazione regionale. Prima della sigla, come di consueto, le previsioni meteorologiche. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Prosegue l'influenza dell'anticiclone di San Valentino, bella giornata di sole e cielo sereno. Nel dettaglio sul Veneto alta pressione di San Valentino ancora più forte, cieli per lo più sereni o solo qualche velatura tra il trevigiano e il veneziano. Temperature massime intorno agli 11-13 gradi, valori minimi attesi tra -1 e 2 gradi circa. Andiamo a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli Venezia Giulia, sole splendente ovunque e assenza assoluta di nubi come ci mostra la nostra grafica. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime sono previste mediamente tra 10 e 12 gradi, minime attese tra lo 0 e -1. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque salvo poche nubi sparse sull'Alto Adige. Temperature massime previste tra 9 e 10 gradi, minime fredde intorno ai -3 gradi. Il mare sarà calmo sulle coste e poco mosso al largo. I venti invece saranno deboli nord-occidentali sulle zone costiere e moderati al largo. Questo aggiornamento è giunto al termine, l'appuntamento però è sempre qui domani con il meteo di Antenna 3. Arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.